Sogna un'Italia libera il popolo della Lega Nord, oggi riunito a Verona per la festa di San Marco, e spingere nel contempo la legge sulla legittima difesa al fianco del referendum sull'autonomia del prossimo 22 ottobre. Lombardia e Veneto rappresentano circa 15 milioni di abitanti, un quarto degli abitanti italiani che andranno al voto il 22 ottobre 2017, si esprimeranno su un grande tema che è quello dell'autonomia e sostanzialmente si va a sancire che le riforme partono dal basso e non più dall'alto, visto e considerato l'inconcludenza di chi ci governa. Conviene a tutti, perché se la Lombardia e il Veneto hanno maggiore autonomia, maggiori risorse, potenziano il loro motore a beneficio di tutte le regioni italiane. È questo che il governo non riesce a capire. I due governatori e vicino il capitano Matteo Salvini, che dal palco davanti ai 6.000 attivisti arrivati da tutta Italia urla: sono populista e me ne vanto, non siamo noi il problema dell'Europa. Non siamo liberi di controllare la nostra agricoltura, il nostro mare, il nostro turismo, le nostre pensioni, le nostre banche. Quindi io voglio festeggiare un paese davvero libero, cosa che oggi l'Italia non è. Ecco la liberazione come la intende Salvini. Parlano Stacchio e Zancan, con loro altre vittime della criminalità, chi ha visto in faccia i delinquenti definito sul banco degli imputati. Si raccolgono le istanze del popolo, quelle istanze che non vengono recepite da chi governa, e noi siamo qui oggi a portare avanti anche questa bandiera. La legittima difesa, che è sempre legittima, ovvero non avere sul banco degli imputati l'aggressore assieme all'aggredito. Ma per la legge l'iter è ancora travagliato e Zaia chiede di introdurre la certezza della pena, dotare di maggiori mezzi le forze dell'ordine e dar loro la libertà di usare il manganello e non il galateo. Sul caso Le Pen in Francia. Sei dalla tua cittadini, adesso la si gioca al ballottaggio, è difficile ma non impossibile. Ma per l'Italia è un segnale. Idee chiare, servono idee chiare, le mezze misure, il centrodestra che appoggia il centrosinistra, il centrosinistra che fa il centrodestra hanno stufato.